mi bussano, c'è lo stop a terra, per questo mi sono fermato. Io andrei su questi qui che sono plus large. Devi insegnare come si penna qualche volta. Colpa tua, questa è colpa tua. E sono in modalità risparmio oggi. Infatti pensavo che venisse veramente Tieni questo picchettino. Bene, avresti anche tu uno stop, ci sono i triangoli lì a terra. Ma questo sta scendendo dal marciapiede. Non ci credo! Dai che è verde! E le persone attraversano con il rosso ai pedoni. E bella a tutti ragazzi e benvenuti, vabbè, cioè i fossi, ecco, e benvenuti in questo nuovo episodio di Cosa vuol dire guidare a... Mamma madonna, mi ho sfondato la moto! Guidare a Napoli! Ecco cosa vuol dire guidare a Napoli! Madonna, quel fosso è stato brutto proprio! No, ma a parte che ci siamo distrutti noi, proprio per il cerchio, io ho sentito proprio una botta brutta. No, vale. Piacere Valentino, piacere. Io sono in modalità risparmio oggi. Infatti pensavo che venisse veramente No. Quando devo muovermi per Napoli ormai prendo questa, non consuma niente di benzina. 68 km al litro. Cioè, mi sono dimenticato l'ultima volta che ho messo benzina. Si muore dal caldo oggi. Devi insegnare come si impenna qualche volta. Questa si impenna. Io non ci riesco di frizione. Vabbè, di prima, ci devi provare di prima con questa. Come fare? Perché vedo che tutti Piano piano. Poi dopo ti spiego qualche tecnica. Se voi volete sapere come impennare, c'è scuola di impennate, ragazzi, c'è il video su YouTube, ve lo lascio qui in alto. A parte ciò poi usciranno anche nuovi episodi a settembre perché abbiamo trovato un posto al chiuso privato dove potremo divertirci tanto e insegnare a tanti di voi in sicurezza. Ci hai fatto umiliare! Oh, 112! 14! Ora parte, non la critica, parte il motore. Ora esplode. Sta dicendo: sono stanco, capo. Stanco di andare sempre in giro. Sono stanco di tutto il dolore che io sento. Lui a controsenso con la bici, come Ravellino. Era rosso, incivile. Anche per te. E ragazzi, come al solito in ogni video vi faccio vedere Napoli quanto è stupenda. E scusami, ma hai rotto il cazzo. È un po' piena di barche in questo momento, però c'è... ma non è il porto, è proprio il Vesuvio, il Castel dell'Ovo, i palazzi così, questa curva con gli scogli, il veliero, il ventilatore! Voleva venire nella nostra corsia forse. Che bella pista ciclabile, mamma mia. Poi si interrompe, no guarda, si è interrotta. E ragazzi, a breve vedrete anche secondo me cosa vuol dire guidare a Napoli in bici, perché ci sta. Che callo fa. Gli facciamo vedere anche a loro quanto è bella Napoli, ragazzi. Perché lasciando stare questo, adesso dovrò affrontare anche un discorsetto con tutti quanti voi, e questi luoghi comuni che su Napoli non si indossa il casco. Cioè ragazzi, non è vero che a Napoli non si indossa il casco, questo è uno dei luoghi comuni più vecchi che esiste al mondo. Calcolate che come Napoli qualsiasi metropoli ha i suoi quartieri dove non vengono rispettate le regole, questo si sa, cioè le regole sono un optional e lì ci sono alcuni elementi che girano senza casco, ma come a Parigi ci sono questi quartieri, ci sono a Milano, ci sono in tutte le grandi città, parliamoci chiaro, cioè ma dove ce l'avete queste vedute? Ma di cosa stiamo parlando ragazzi? Ma non scherzate proprio, non scherzate proprio. Quello che io volevo far capire è che sì, ci sono alcune zone che camminano senza casco e le persone che lo fanno vengono sanzionati, ragazzi. Quando la polizia ferma questi elementi è giusto che vengano sanzionati ed è così, quindi non è nulla di diverso rispetto a tutte le altre parti d'Italia o del mondo. A parte questo,
Mi sono dimenticato cosa volevo dire. Ci sono alcuni quartieri dove, ragazzi, non è consigliato indossare il casco. Allora, in poche parole, pure a Pianura in questo periodo ci sono delle guerre tra alcune gang, ragazzi, ma c'è gang, non saprei come altro chiamarle, alcuni gruppi di persone che spacciano, si fanno la guerra tra di loro per il territorio, e c'erano questi ragazzi che giravano armati, tutti incappucciati, e quindi non era tranquillo girare con il casco. Noi che siamo del posto e sapevamo la situazione, anche la polizia sapeva la situazione, ogni volta che ci ritiravamo nelle zone di pianura ci toglievamo il casco, oppure tendevamo di renderci quanto più riconoscibili possibili, almeno noi che abbiamo i caschi integrali con le visiere scure, quindi per evitare danni alla nostra persona uno evita. In tal caso, se vieni fermato, la polizia non fa nulla, ma se giri senza casco così perché ti si scompigliano i capelli, stai tranquillo che la polizia ti verbalizza e come, anzi ti sequestra proprio il mezzo. E se entrassi con te a fare la spesa col casco? Dai, ti do una mano a comprare gli assorbenti. Mi diverte questa cosa. Dai, posso sceglierteli io gli assorbenti? Va bene, dai. Dove sono gli assorbenti? Oh, dove sono gli assorbenti? Oh, qui c'è carta assorbente, va bene lo stesso? Sono qui, quale... Eccoli, eccoli. No. Dai, sono perfetti. Buongiorno, amore, non ho adesso. No, mamma mi posa, il terrore. Io andrei su questi qui che sono plus large. Queste sono belle proprio però, Queste te le metto a te. Guarda, questi sono a mutandina, vedi, nemmeno a mutandina, quindi sicuramente sono più comodi. Tu che cosa usi? Al popolo di YouTube non interessa saperlo. Non vi interessa, ragazzi? Scrivetemi nei commenti se vi interessa. Questa è una lezione abbastanza divertente. È una cosa sfiziosa, guardate, qui c'è il Tampax. Sapete come si utilizza un Tampax? No, nemmeno io. In poche parole, basta aprirli. Vedete, ora vi faccio vedere che si aprono. No. E si infilano su. No. Per il culo. No, amore, smettila, dai. Non dovevi indovinare tu. Ah, devo indovinare io? Ah, quindi per me i Lineseta Ultra. Sì, ma non mi servono questi. I Lineseta Ultra verdi. Voglio capire. E i Tampax? E non ti sapevo l'assorbente? No, assorbenti ce li ho, mi servono questi. Lo dicevi dal primo momento, te lo prestavo io un dito. Che cazzo, cioè io non lo so. Abbiamo perso un'ora così. Vabbè. Questo camion ci stava per investire in pieno. Vedete poi perché uno corre? Perché uno si infila? Perché uno si comporta in un determinato modo? Ce la faremo, ce la faremo. Dai che è verde! E le persone attraversano con il rosso ai pedoni. Vedete perché io mi lamento? Cioè si deve rallentare il traffico perché questi qua stavano attraversando col rosso ai pedoni palesemente chiaro. Mito o BMW? Quale ti piace di più? Adesso. Ma questo sta scendendo dal marciapiede. Non ci credo! Non ci credo, è sceso dal marciapiede. Come fai? Cioè dove stava questo? No vabbè, qui mi fermo ragazzi, vedete io mi fermo e dietro mi si stavano appizzando e mi bussano. C'è lo stop a terra. Per questo mi sono fermato. Vedete perché ragazzi ancora una volta mi hanno bussato da dietro e io mi ero fermato allo stop. È comica come cosa. E la gente mi guarda male, non ci posso fare niente. Stavo rispettando lo stop. Se non lo vivete non lo potete nemmeno immaginare. Napoli e le sue magie. Belli questi posti che ti stimolano la prostata. Ah no? No. Bene, avresti anche tu uno stop, ci sono i triangoli lì a terra. Cioè, ma perché? Perché c'è la polizia davanti non ha fatto nulla, cioè. Bah, fosso gigante, scansa al fosso, scansa al fosso. Oh, questo non lo posso scansare. E quindi dentro ci devo cadere. Fa caldissimo, veramente fa caldissimo. Oh, ma ti devi mantenere perché qua ci sono le voragini. Ti ho portato sulle montagne russe, hai visto? Grazie. Ti sei divertita? Erano altre quelle che immaginavo. Costa però. 5 euro il biglietto, col guantino bucato, guarda. Questo è passato per rosso, sì. Bravo. E questo si sta buttando di qua.
Vai, ce la facciamo, ce la facciamo. Ed ogni giorno è un'impresa riuscire ad arrivare a casa. Che mi tocchi il pisellino? Sei grattato. Ah, è grattato. Aia. E anche l'MSX, a breve dovremo rifargli le sospensioni. Provare a cadere? No? Quasi rubarono il mio SEA. Lo so, tutte le volte che ci sono passati me l'hai visto. Qua sotto sta. Ragazzi sì, devo andare dal commercialista. Sono diventato anche io socio dello Stato italiano. Ragazzi, ci ribecchiamo dopo. Saluta i ragazzi di YouTube. Ehi tu, Aia! saluta i ragazzi di YouTube. Saluta i ragazzi di YouTube. Oh, mi è finito dentro la spazzatura. Là deve finire quel quanto bucato. Sono stato dal commercialista e sono sempre più spaventato di quello che mi aspetta. Ma non spaventato, terrorizzato. Terrorizzato è anche tanto. Sì, è anche tanto. L'Italia non ci appoggia in nessun modo, ma come cazzo è possibile? No. Bene, si è lanciata. La signora si è lanciata. Si lancia e le strisce sono qui. Frenata arrogante. Il sorpasso all'esterno dello scooter. E c'è. Lui è passato col rosso, è imbroglione. È una gara imparziale. Adesso è verde per noi, lo raggiungiamo subito. Vai col potere dell'MSX in salita in doppio. Sotto alla gola. Ciao. Sotto la grotta. Oh, quanto è giù. Metto la gamba fuori così siamo più sicuri che queste ruote piccoline tutto danno tranne che sicurezza. Oh! Ma si era reso conto questo che la macchina stava passando? Ho avuto paura io per lui. Lui non si è mosso proprio, molto tranquillo. Ci sono anche i tuoi amici, vedi, mi stai facendo andare in bocca ai tuoi amici. Colpa tua, questa è colpa tua. Hai visto come ci hanno guardato? Ci ha anche scrutato lui. Noi siamo tutti in regola. L'unica cosa è che non abbiamo gli specchietti, vero? Dai, puoi chiudere un occhio per quello. Adesso mi metto ad impennarla io da solo mentre tu vai a prendere. Perché devo mantenerla io? Dai, volevo impennare. Mandimi l'acqua, Devo mantenerti l'acqua io. Dato che qua è una strada che il passaggio di macchine è veramente limitato, dato che ci sono solo terre e qualche negozio qua all'inizio, possiamo provarci. C'è una bella salita ripida, quindi potrebbe aiutare. Eh sì, aiuta tanto. Devo riuscire a buttarci la seconda dentro. Tusca, Topolino, ti sta scomparendo. Noi ci becchiamo alla prossima avventura. Saluta amore. Ciao.